Nel pomeriggio di ieri i poliziotti delle volanti hanno deciso di controllare 3 individui che ormai da diverse ore stazionavano nei pressi di Piazza Borsa. I 3 giovani hanno provato ad allontanarsi ma sono stati bloccati da una seconda volante all'ingresso di via Fiumicelli. Tutti e 3 erano privi di documenti, sono stati dunque accompagnati in questura per procedere alla loro identificazione. Uno di loro è stato sottoposto ad un controllo di polizia, a seguito del quale sono stati rinvenuti e occultati all'interno di una tasca artigianalmente ricavata all'interno dei pantaloni 10 bustine termosaldate di marijuana, pronta per essere ceduta per un totale di circa 20 grammi. Per questo motivo il 25enne nigeriano è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il denaro contante a sua disposizione è stato sottoposto a sequestro penale. La polizia negli ultimi 3 giorni ha identificato e controllato 243 soggetti, di cui 5 sono stati denunciati per diversi reati.